Un 10% in più sarà previsto per i biglietti di treni e traghetti da e verso la Sicilia per la decisione europea di introdurre un carburante più pulito e quindi più costoso, la cosiddetta svolta green. Ed i pendolari siciliani sono già in rivolta. Una questione antica che penalizza gli isolani dell'altra Italia, costretti per lavoro, studio, malattie o d'altro a spostarsi periodicamente verso le città del nord e pagare prezzi salatissimi. L'altra misura proposta dal governo regionale in via di definizione sarà l'utilizzo di 8 autobus per consentire agli studenti universitari di ritornare in Sicilia. I pullman dell'azienda siciliana Trasporti saranno attivati dal 21 al 24 dicembre. La Regione Sicilia cofinanzierà al 50% il costo di 3 tratte da Milano, da Roma e da Napoli. Il costo da Napoli sarà di 20 euro e con il cofinanziamento ne costerà 10. La tratta da Roma del valore di 40 costerà 20 euro. Mentre chi partirà da Milano il costo sarà pari a 30 euro al posto di 60. Gli 8 pullman faranno quante più corse possibili. Gli studenti saranno costretti ad un viaggio di almeno 15-20 ore e potranno prenotare il biglietto sul sito di una società che la regione renderà nota entro il fine settimana. Sul fronte dei biglietti aerei, dopo le tariffe sociali del vice ministro Cancelliere, arriva anche la continuità territoriale in senso stretto. La Commissione Bilancio del Senato ha approvato la proposta del gruppo di Italia Viva di calmierare i prezzi dei biglietti da Palermo e Catania verso il resto del paese. Se la norma fosse approvata definitivamente, a partire dal 2021 il Ministero delle Infrastrutture potrebbe scegliere le tratte sulle quali applicare le tariffe agevolate rivolte a tutti i residenti nell'isola e predisporre immediatamente le gare. Come in Sardegna, la norma di riduzione sociale delle tariffe esistente da anni sarà applicata anche per la Sicilia. Esultano i deputati Faraone e Sudano. È una misura strutturale che riguarda tutti i siciliani, non solo per alcune categorie applicabili per il 2020, ma per tutti. Un risultato importantissimo che restituisce dignità e diritti ai siciliani. Finalmente la Sicilia avrà la stessa misura di perequazione della Sardegna sul trasporto aereo.